Continua a far parlare il caso di malasanità nell'ambito delle indagini della Procura di Palermo che ha interessato 18 persone, tra cui l'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro. L'ira di Giorgia Meloni, manifestazione del PD domani pomeriggio davanti all'ospedale San Giovanni di Dio. Convegno stamane al museo in occasione della giornata internazionale di fisica medica dedicata a Madame Curie, di cui si celebra oggi la sua nascita, illustri relatori a confronto. Intensa attività dell'AERC di Agrigento sul tema della ricerca contro le malattie tumorali. Vertice ieri in prefettura di Agrigento per analizzare le criticità della viabilità stradale nell'Agrigentino alla presenza dei vertici dell'ANAS, insoddisfatti le parti che vi hanno partecipato. 7 arresti per spaccio di droga a Canicattì, 4 persone fermate per il pestaggio del cinquantenne di Ravanusa. La Guardia di Finanza di Siracusa scopre una truffa per accedere ai super bonus del 110%. Presentato ieri il premio Carchinos che si svolgerà ad Agrigento il prossimo 22 al Teatro Pirandello. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, venerdì 7 novembre. L'ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, voleva ricandidarsi, l'ira di Giorgia Meloni, ma il presidente Schifani afferma: vado avanti per la Sicilia. C'è da chiedersi quale. L'indagine è articolata e le intercettazioni allargano a macchia d'olio i nomi dei soggetti che via via vengono messi sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. E in questo contesto si è dimesso dall'incarico l'avvocato di Totò Cuffaro, Claudio Gallina Montana, nel quale sarebbe emerso un possibile coinvolgimento nell'avere creato il contatto tra l'ex governatore della regione e un esponente delle forze dell'ordine, finito sotto inchiesta perché accusato di essere una talpa e avere rivelato dell'investigazione in corso. Ma non è solo questo che complica una situazione resa ancora più intricata dal presunto coinvolgimento di alti burocrati della regione su diversificati campi, e tra sanità e appalti ieri è saltato fuori anche il nome di Salvo Cocina, dirigente della Protezione Civile, presunto destinatario di una mazzetta. Cocina, sempre secondo le intercettazioni, avrebbe intascato il denaro senza rispondere con la contropartita richiesta da Cuffaro e l'imprenditore catanese Capizzi. Un sistema che sembra avesse una finalità: raccogliere il massimo dei consensi per consentire a Totò Cuffaro di tornare a candidarsi a governatore della Sicilia, obiettivo che avrebbe confessato al suo fidato collaboratore Vito Raso, anche lui finito sotto inchiesta. Nel descrivere le precauzioni prese per blindare le sue comunicazioni, i magistrati evidenziano che Cuffaro a volte usava l'utenza della moglie e quella di un altro collaboratore, Antonio Abbonato. Ma il terremoto non scuote il presidente della regione Renato Schifani, seppur voci di corridoio riferiscano dell'ira di Giorgia Meloni per quanto sia accaduto in Sicilia con le inchieste che nel tempo hanno gettato forti ombre su un sistema rivelatosi opaco e nebuloso. Dalle sue pagine social Schifani afferma, in risposta alle opposizioni che chiedono la chiusura anticipata della legislatura: ho preso un impegno e vado avanti perché la Sicilia viene prima di tutto. E noi chiediamo a Schifani di aggiungere la Sicilia e i suoi abitanti, quelli che si impegnano e rischiano tempo e capitali propri per la sua crescita, senza nulla chiedere in cambio a quella politica che si è tradotta in affari e clientele per pochi. Ma questa è un'altra storia. E anche la CGIL di Agrigento interviene sullo scandalo che in questi giorni scuote la politica siciliana e mette a nudo gravi anomalie nella gestione della sanità pubblica. Il servizio. Anche la CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario provinciale Buscemi, interviene sullo scandalo che in questi giorni scuote la politica siciliana e mette a nudo gravi anomalie nella gestione della sanità pubblica. Quanto sta emergendo, dichiara il segretario della CGIL Buscemi, rappresenta un duro colpo alla credibilità delle istituzioni, alla fiducia dei cittadini. Ancora una volta assistiamo a pratiche che nulla hanno a che vedere con il buon governo e con l'interesse collettivo. È inaccettabile che la sanità, un settore che tocca la vita quotidiana delle persone,
venga gestita secondo logiche di potere e appartenenza anziché di trasparenza e di competenza. Il segretario Buscemi sottolinea la forte preoccupazione per gli effetti che vicende di questo tipo stanno generando anche sul nostro territorio. Ogni scandalo mina la reputazione della Sicilia, colpisce in modo diretto la nostra economia locale. Quando si perde fiducia nelle istituzioni, a soffrire sono sempre le imprese, i lavoratori, i cittadini onesti. Agrigento ha bisogno di attrarre investimenti, creare lavoro, sviluppo, non di essere trascinata da logiche clientelari che bloccano ogni prospettiva di crescita. La nostra provincia, aggiunge Buscemi, ha risorse, professionalità e energie positive che meritano di essere valorizzate, ma tutto ciò sarà possibile solo con una gestione pubblica trasparente, meritocratica ed etica. È tempo di un cambio di passo, bisogna spezzare le catene della cattiva politica, restituendo dignità alla pubblica amministrazione. La CGIL di Agrigento ribadisce infine che ogni episodio di mala gestione è una ferita per la comunità e un freno sullo sviluppo. Servono scelte coraggiose, una svolta culturale e politica che mette davvero al centro la legalità, la responsabilità e il bene comune. E a proposito di mala sanità, la Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati 4 medici accusati del reato di omicidio colposo per la morte di un 47enne deceduto lo scorso 3 novembre dopo essere stato operato per 2 volte nel giro di 4 giorni per una sospetta occlusione intestinale all'ospedale San Giovanni di Dio. Il pubblico ministero che ha disposto l'autopsia sulla salma dell'uomo ha nominato il medico legale Giuseppe Ragazzi come consulente. I familiari della vittima, mogli e figli, si sono invece affidati all'avvocato Angelo Farrugia per fare luce sull'accaduto. La vicenda risale allo scorso 29 ottobre, quando il 47enne si era recato al pronto soccorso per un forte dolore addominale, venendo poi trasferito nel reparto di chirurgia per essere sottoposto per sospetta occlusione intestinale a un intervento chirurgico eseguito l'indomani. Al termine dell'operazione il paziente è stato trasferito al reparto di rianimazione. Nei giorni successivi, nonostante il manifestarsi di shock settico, le condizioni sembravano migliorare al punto da essere trasferito nuovamente al reparto di chirurgia. A distanza di 4 giorni dall'intervento le condizioni sono peggiorate al punto che il 47enne è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico che tuttavia non è servito a salvargli la vita. E anche Nuccio Dispenza, portavoce dell'area progressista agrigentina, interviene oggi sulla mala sanità, dichiarando da una parte le intercettazioni sull'affare Cuffaro, che considera la sanità terreno di conquista per fare business e potere, dall'altra i dati che dicono che sono 700.000 siciliani che sono costretti a rinunciare alle cure, e di questi 700.000 tanti sono gli agrigentini. Nella sua nota Nuccio Dispenza afferma: se si aspettava la goccia che facesse traboccare il vaso, la goccia è arrivata e ha il volto della classe politica che ha rubato il voto agli agrigentini, che li ha tenuti alla catena e che avrebbe voluto scippare loro ancora una volta il consenso per ingrassarsi ulteriormente. È tempo, conclude Dispenza, di liberarsi dalle catene e di dare il DASPO a chi vorrebbe restare e pure a chi vorrebbe tornare. E domani, sabato 8 novembre, a partire dalle ore 16, davanti all'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il Partito Democratico di Agrigento organizza un sit-in sulla mala sanità e sulla corruzione in Sicilia. Mandiamoli via, mandiamo via chi ha già distrutto la Sicilia una volta e vuole riprovarci, chi usa gli assessorati come centrali per favore scambi, chi fa della sanità un affare sulla pelle di chi sta male, chi trucca i concorsi, umiliando i meritevoli e premiando i raccomandati. Questo quanto affermato dal segretario provinciale del Partito Democratico agrigentino Francesco Cacciatore. E nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura, si è svolto oggi presso la Sala Zeus del Museo Griffo la giornata internazionale di fisica medica dedicata a Madame Curie, di cui si celebra oggi la sua nascita. Responsabile scientifico dell'evento, il dirigente Salvatore Piraneo dell'unità operativa dell'ospedale San Giovanni di Dio. Noi abbiamo seguito l'evento e vi proponiamo queste interviste. Un interessante convegno qui ad Agrigento, cui lei ha particolarmente curato l'organizzazione e non solo. Ecco, ma che messaggio arriva da Agrigento verso il settore della fisica medica?
Allora, Agrigento da circa 40 anni ha fisica media dei fisici che lavorano, forse il primo sono stato io. E stiamo celebrando oggi la giornata internazionale di fisica medica nella data della nascita di Madame Curie. La fisica medica entra sempre più nella medicina, abbiamo grandi sviluppi, diciamo, cui ci sentiamo nel settore dell'intelligenza artificiale, della diagnostica per immagini e anche della terapia. E quindi nell'atto pratico ci saranno dei benefici per l'utente che sta male, in particolare, ecco, cosa dire? Sicuramente la fisica entra sempre in modo molto profondo in tutte le attività e nel nostro caso in particolare nelle attività mediche. C'è da aspettarsi dei cambiamenti notevolissimi in senso positivo, soprattutto nella lotta ai tumori, ma anche per altre malattie. Da Madame Curie a oggi se ne sono fatti passi avanti. Certo, Madame Curie lavorava in laboratorio in maniera molto precaria. Oggi, diciamo, qua l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento abbiamo una fisica sanitaria che collabora con i medici nucleari, con i radioterapisti, con i radiologi, ma anche con altre figure. Facciamo sempre di più. Fabrizio Mancio Unamici, presidente dell'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria. Per la fisica medica, in particolare in Italia, io credo un grande futuro. Stiamo andando verso un paese che pensa di tornare verso il nucleare e siamo un paese nel quale le tecnologie sanitarie sono in continua evoluzione tutti i giorni. Oramai le radiazioni ionizzanti stanno diventando nell'ambito medico sostanzialmente imprescindibili, tantissime cose che prima si facevano intervenendo all'esterno, per esempio penso in cardiologia interventistica, in chirurgia vascolare, vengono fatte con tecniche non invasive, radiopedate. La medicina nucleare terapeutica sta diventando sempre più un'opzione terapeutica per pazienti con tumori ai quali viene garantita una terapia molto meno tossica rispetto a altre opzioni e altrettanto efficace. La radioterapia sta imboccando strade completamente nuove. In tutto questo il ruolo del fisico medico è un ruolo fondamentale, perché il nostro ruolo è quello di garantire che tutto quello che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti sia sotto il controllo, per quanto riguarda la parte dose ovviamente, di un professionista qualificato che appartiene a un ordine sanitario, come il nostro ordine di chimici dietritici, e che collabora con tutti gli altri professionisti di area radiologica. Io sono molto contento della collaborazione che esiste fra noi e le associazioni dei medici nucleari, dei radioterapisti, dei radiologi, perché effettivamente è una collaborazione di alto livello, una collaborazione scientifica, e professionisti di alto livello vogliono dire cura migliore per il paziente. Quindi io sono veramente fiducioso del fatto che la fisica medica abbia un grande futuro in questo paese. L'evento di oggi è un evento rilevantissimo, è una cerimonia a tutti gli effetti celebrativa per la giornata internazionale della fisica medica. Oggi sarà dedicata a buona parte, la parte introduttiva proprio alla radioattività, e la radioattività, come è noto, fa parte intimamente della nostra disciplina. Noi facciamo medicina nucleare, utilizziamo sostanze radioattive e la medicina nucleare di oggi è una medicina nucleare che impatta notevolmente in tutti i principali capitoli clinici, dall'oncologia alla patologia neurodegenerativa alla patologia cardiovascolare e non solo. Oggi in particolare ricordiamo anche gli sforzi e il lavoro svolto in questi ultimi 30 anni dalla fisica sanitaria dell'ospedale di Agrigento, che è stato un supporto formidabile e incredibile per la crescita anche della medicina nucleare. Al dottore Piranio, attuale responsabile della fisica sanitaria, va il nostro più sentito, profondo e sincero ringraziamento. Giacomo Guttone, ricercatore Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ma oggi celebriamo la giornata internazionale della fisica medica, nel giorno in cui è nata Madame Curie. La fisica medica è un asset importantissimo sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista professionale, perché
entra in tutte quelle attività di area radiologica che impattano sull'oncologia, sulla cardiologia e sulla tutta la parte neuroinfiammatoria. Quindi sicuramente è una giornata importante, non a caso la facciamo qui ad Agrigento, capitale della cultura, è un modo per celebrare Agrigento e per celebrare la fisica medica assieme in questo luogo che è fantastico e che ci ricorda da dove veniamo e dove soprattutto andremo. E sono iniziati ieri i giorni della ricerca dell'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano. Grande impegno dell'AIRC per i giorni della ricerca. Sono una serie di iniziative che partono dal coinvolgimento delle scuole fino ad un convegno importante e poi culminano in quella che è la vendita dei cioccolatini della ricerca. Intanto partiamo dalle scuole, professoressa Finalongi. Sì, siamo stati proprio questa mattina al liceo scientifico Martin Luther King di Favara per parlare proprio di prevenzione. Importante in questi giorni è proprio questo l'obiettivo di AIRC, incontrare giovani ed adulti per sensibilizzarsi e per sensibilizzarli e fare capire che la salute è un bene prezioso che va naturalmente tutelata attraverso corretti stili di vita e soprattutto la prevenzione e naturalmente tutto quello che riguarda la buona salute. Qual è stata la risposta dei giovani? I giovani sono stati molto interessati anche per la presenza del ricercatore, il professore Sortino, ordinario dell'Università di Chimica Generale di Inorganica presso l'Università di Catania e esperto internazionale di nanotecnologie, quindi questo mondo sconosciuto, questo mondo della ricerca a questi livelli veramente notevoli ha sicuramente interessato tutti i nostri giovani e anche grazie alla presenza della dottoressa Angela Matina, responsabile del servizio di screening dell'ASP 1 di Agrigento, che ha parlato proprio dell'importanza degli screening perché i giovani li ha invitati a farsi portavoce presso i genitori di questa educazione ascendente con una importante partecipazione agli screening che sono veramente quelli che per alcuni cancri per fortuna c'è la possibilità di una diagnosi veramente partecipando in maniera importante numericamente a una diagnosi precoce che salva le vite. Il prossimo appuntamento, l'ultimo più importante, il prossimo appuntamento domani saremo al liceo classico musicale Empedocle e al liceo scientifico Politi. Una cosa importante che volevo dire è ringraziare intanto Agrigento perché AIRC quest'anno ha fatto una raccolta fondi notevole, veramente importante, ringraziare i dirigenti che nelle scuole, le associazioni collaborano tutti con donazioni importanti e questo naturalmente è il fine perché la ricerca ha bisogno di fondi. Professore Sortino, oggi in questo convegno organizzato dall'AIRC parlerà delle nuove frontiere della cura per la lotta contro il cancro, contro i vari tipi di tumore. Ecco, quali sono? Ci anticipi un poco come agiscono e che speranze danno? Ecco, diciamo, la chiacchierata di oggi, definiamola così, è focalizzata sul connubio tra nanotecnologia e luce. La nanotecnologia che è quella branca della scienza che si occupa di manipolare la materia su scala atomica, cioè mettendo assieme gli atomi per formare molecole, per formare oggetti delle dimensioni di miliardesimi di metro, che in qualche modo vengono controllati da stimoli di luce, ovvero di luce visibile, con cui siamo a contatto tutti i giorni, quindi non dannosa, e che eseguono delle operazioni comandate appunto dall'esterno come un telecomando. E quindi nel nostro caso parleremo di farmaci, di nanofarmaci dormienti che non hanno nessun effetto, quindi non hanno la necessità di andare a localizzarsi sui tumori, ma possono andare anche sulle cellule sane, non avendo nessun effetto e solamente nelle zone dove si indirizza l'irradiamento luminoso vengono attivati. Questo tipo di strategia ci permette di rilasciare la quantità di farmaco necessaria a far morire, diciamo, le cellule tumorali, lasciando in qualche modo intatte le cellule sane, con un beneficio in termini di terapia e una riduzione notevole degli effetti collaterali.
e quindi sono delle terapie che sono accessibili da tutti i soggetti affetti da tumore queste? Ecco, l'accessibilità dipende anche dalla politica che ogni paese segue. Alcune di queste terapie fotoattivate che sfruttano nanooggetti, ovvero oggetti piccolissimi, sono già in uso nei paesi nordici, che sono sempre più avanti di noi sul riciclo e su tante altre cose, e quindi vengono utilizzati spesso per tumori all'esofago, dove funzionano molto bene, e i glioblastomi. Come viene indirizzata la luce sul cervello attraverso delle fibre ottiche, dei fori opportuni, che permettono di attivare questi farmaci dormienti solo nelle zone dove è confinato il tumore. Poi il resto dipende dalla politica che un po' ogni paese segue. Antonella Attanasio, presidente della FIDAPA di Agrigento, oggi qui a testimoniare l'impegno dell'associazione nella lotta ai tumori. Sicuramente noi abbiamo raccolto subito l'invito della nostra anche socia Fina Alongi di poter approfittare di questa occasione di avere il professore qui, che era ad Agrigento per questo incontro con gli alunni. Non ce lo siamo fatto dire due volte, la FIDAPA è sempre vicino a questi temi, è molto sensibile, anche perché nel nostro tema nazionale quest'anno abbiamo proprio un ambito che è la medicina di genere, salute e benessere, e quindi un incontro con queste tematiche così importanti in ambito della prevenzione ci sta benissimo. Dottoressa Angela Mattina dell'ASP di Agrigento si occupa degli screening oncologici. A che punto siamo? Come risponde la popolazione a questi continui solleciti che vengono da voi? Ecco, l'ASP di Agrigento ha raccolto con grande entusiasmo l'invito dell'AIRC per parlare degli screening oncologici, perché è un argomento importantissimo e serio e che serve veramente a fare prevenzione e diagnosi precoce. Devo dire che la risposta della popolazione è difficile, dovremmo raggiungere delle percentuali dove ancora non siamo arrivati, per cui invito tutta la popolazione ad accettare l'invito dell'ASP a inviare la mail al nostro sito ASP screening@asp.it per richiedere tutte le informazioni del caso e aderire con entusiasmo all'invito che fa l'ASP, in quanto ricordo che gli screening sono gratuiti e non richiedono la ricetta del medico di medicina generale. E si è svolto ieri un tavolo tecnico convocato presso la prefettura di Agrigento dal prefetto Salvatore Caccamo, presente anche il presidente della provincia Pendolino, l'ingegnere Di Carlo, i rappresentanti dell'ANAS e delle istituzioni locali, per chiedere chiarezza sui tempi e sulle responsabilità dei ritardi legati alla drammatica situazione della viabilità in provincia di Agrigento e nella Sicilia centro-meridionale. Il nostro servizio. Vertice ieri in prefettura per discutere della disastrata viabilità stradale dell'Agrigentino. Il cartello sociale di Agrigento, oggi attraverso una nota stampa, esprime profonda insoddisfazione per l'esito del vertice che si è tenuto in prefettura in merito all'emergenza viabilità che continua a penalizzare l'intero territorio provinciale. Don Mario, le chiedo il sunto di questo incontro, soddisfatti? Soddisfatti solo del fatto che il prefetto ancora una volta ci ha dato ampia soddisfazione, perché ci ha chiamato a questo tavolo di confronto con ANAS, con il Libero Consorzio, però le risposte non sono state proprio soddisfacenti, perché i lavori che abbiamo chiesto, sui quali abbiamo chiesto notizie, il Ponte Morandi, il Ponte Milena, ci sono tempi troppo lunghi ed è impossibile che si accettino delle risposte che vedano ancora la necessità di sentire tutte le imprese che sono in lista d'attesa con tempi apocalittici, poi con il fatto che il Morandi forse in una prima parte verrà finito nel 2027. Ci sono ancora una volta due Italie con due velocità differenti. A Genova un altro ponte Morandi è stato costruito in meno di un anno, subito dopo il disastro. Qui sono passati almeno 3-4 anni e ancora aspettiamo che venga finita una sola parte, così come anche altre realtà.
siamo troppo lenti e ci aspettiamo che ci sia un velocizzare tutti quei lavori che permetterebbero alla cittadinanza, alle realtà commerciali e alle attività produttive di avere naturalmente ampia soddisfazione. Disagi viabilità provinciale, quale sarà l'intervento del libero consorzio comunale di Agrigento? Il libero consorzio si è subito attivato a recuperare i disagi, diciamo, da quasi 20 anni di inerzia. Siamo davanti a un lavoro continuo da parte delle imprese che abbiamo affidato, altre gare si stanno per espletare, quindi la viabilità provinciale entro il 2026 non dico che sarà quasi tutta, diciamo, in ottimo stato, ma diciamo che almeno l'80% diventeranno strade percorribili e transitabili, specialmente quelle che sono di congiungimento tra i paesi. Dopodiché io mi sono fatto parte dirigente chiedendo un appuntamento al direttore generale di ANAS Montesano, che lunedì scorso abbiamo avuto un incontro proprio per un rapporto proficuo di collaborazione. Voglio ringraziare particolarmente il prefetto Salvatore Caccamo per aver convocato questa riunione e per la sensibilità che mostra verso questo nostro territorio. Devo dire che oggi è stato un incontro fattivo. Stiamo comunque lavorando affinché da qua a breve tempo avere, diciamo, la possibilità di avere anche dei finanziamenti per poter ultimare alcune opere strategiche che potrebbero veramente snellire tutto quello che è il traffico, specialmente sulla SS 115 e in particolar modo nei pressi di Porto Empedocle. Il libero consorzio si fa anche carico eventualmente di prendere tratte di strada affinché l'ANAS possa magari fare altre opere di variante che possono, diciamo, mettere di nuovo in moto le opere di completamento delle gallerie che sono già state realizzate, bastano soltanto i collegamenti iniziali e finali. Dopodiché ho avuto anche rassicurazione da parte del direttore generale di ANAS che stanno scorrendo le ditte che, diciamo, erano in graduatoria per quanto riguarda il ponte di Milena, e mi ha assicurato che entro un anno questo ponte sarà finalmente realizzato e quindi sarà demolito questo che c'è, dovrebbe tornare, diciamo, alla normale viabilità. Noi chiaramente seguiremo e saremo da pungolo affinché queste opere si facciano nel più breve tempo possibile. E sul vertice di ieri in prefettura ha partecipato anche l'onorevole Ida Carmina, che in una sua nota interviene oggi affermando: dall'analisi dettagliata della situazione è emerso un quadro allarmante che conferma quanto denunciamo da tempo: l'assenza di un'adeguata programmazione e la lentezza intollerabile dei lavori stanno condannando la provincia all'isolamento totale. La provincia di Agrigento, ormai di fatto tagliata fuori dal resto della Sicilia, il blocco della circolazione sul viadotto Re lungo la strada statale 115 che spacca in due la Sicilia sud-occidentale, così come la sospensione da oltre 10 anni dei lavori sul viadotto Milena lungo la strada statale 189 Agrigento-Palermo, rappresentano soltanto la punta dell'iceberg di una situazione infrastrutturale indecente e inaccettabile. Resto vigile e fiduciosa, conclude la parlamentare nazionale Carmina, che il prossimo incontro in prefettura del 6 dicembre possa arrivare a soluzioni definitive. Linea alla regia per la pubblicità. E l'agrigentina Maria Rachele Aronica, di 65 anni, è il nuovo presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per la regione siciliana. La nomina è stata deliberata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. La nuova Presidente prende il posto di Salvatore Pilato, che da inizio ottobre è a Roma per dirigere la sezione delle autonomie. Attualmente Aronica riveste l'incarico di Procuratore Generale presso la sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. L'insediamento avverrà dopo i provvedimenti formali della sua nomina. Passiamo alla cronaca. Si sono svolti a Capizzi i funerali del giovane sedicenne Giuseppe Di Dio, ucciso sabato sera. I colleghi di Messina.
Capizzi si è fermata ieri per salutare per l'ultima volta Giuseppe Di Dio, il sedicenne rimasto ucciso sabato sera nel cuore del centro cittadino. La comunità, ancora sconvolta per l'assurda tragedia, si è stretta attorno alla famiglia del giovane, durante le esequie celebrate nel santuario di San Giacomo, dal vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco. La bara bianca, coperta da un manto di fiori, è arrivata in chiesa poco dopo le 15, portata a spalla da amici e parenti. Dietro di essa, un lungo corteo silenzioso ha accompagnato Giuseppe nel suo ultimo viaggio, mentre la banda musicale del paese intonava marce funebri. All'interno del santuario non c'era posto per tutti, tantissimi giovani, coetanei del ragazzo, hanno assistito alla funzione anche sul sagrato. Alla cerimonia hanno preso parte la prefetta di Messina, Cosima Di Stani, e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Lucio Arcidiacono, insieme alle autorità civili e religiose del territorio. Durante l'omelia, il vescovo Giombanco ha rivolto parole toccanti alla comunità, chiedendo una rinnovata responsabilità collettiva e maggiore presenza delle istituzioni per evitare che tragedie come questa possano ripetersi. Poi, un momento di silenzio e di preghiera per Giuseppe, vittima innocente di una società ferita. Venerdì 7 novembre, Capizzi tornerà a riunirsi per una fiaccolata in memoria di Giuseppe. Il corteo, promosso dal comune e dalle associazioni locali, partirà alle 18:30 da Piazzale Tre Croci, attraverserà via Roma, il luogo in cui si è consumata la tragedia, e si concluderà in piazza San Giacomo, davanti al santuario. 6 persone, 3 donne, 2 uomini e un minorenne sono stati arrestati in flagranza di reato dai poliziotti del commissariato di Canicattì unitamente al personale della squadra mobile di Agrigento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è il risultato di una perquisizione domiciliare effettuata nel quartiere canicattinese di Borgalino. Gli agenti hanno sorpreso i 6 in possesso di crack e cocaina. Un 7° soggetto, un 39enne, è stato invece denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I 6 indagati, secondo la ricostruzione dei fatti, sono stati trovati in un'abitazione impegnati a confezionare in dosi le sostanze stupefacenti. Una delle donne arrestate è stata anche denunciata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per furto di energia elettrica. I poliziotti hanno scoperto infatti che l'abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica. Sono stati altresì sequestrati 100 grammi di cocaina e di crack, per la maggior parte già divisi in dosi, bilancini di precisione e 19.000 euro in contanti. E la Guardia di Finanza di Siracusa, impresa di costruzioni, crea un condominio fantasma per accedere al super bonus 110%, sequestrati beni e crediti per oltre 10 milioni di euro. I colleghi di Catania. Un condominio fantasma creato a tavolino per accedere illecitamente al superbonus 110%. È questo il fulcro della complessa truffa scoperta dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa, che ha portato al sequestro preventivo di beni e crediti di imposta per oltre 10 milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, il raggiro è stato ideato dalla rappresentante di una società di costruzioni siracusana con l'obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, simulando la costituzione di un condominio che in realtà non è mai esistito. Tutto è partito dall'acquisto di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati situato nel capoluogo e rilevato per circa 1 milione di euro. L'edificio, completamente abbandonato attraverso un articolato progetto di riqualificazione, è stato trasformato dalla società in un moderno complesso residenziale, i cui appartamenti risultano oggi in parte già venduti, il tutto però realizzato a spese dello Stato. Per compiere l'operazione illecita, l'impresa, dopo l'acquisto dell'albergo, ha proceduto dapprima al frazionamento catastale dell'immobile, ricavando 101 unità tra appartamenti, box auto e moto, e successivamente alla stipula di 5 contratti preliminari di vendita con soggetti compiacenti, tra cui la moglie del rappresentante legale e alcuni familiari dei soci.
Pochi giorni più tardi, 5 privati e il rappresentante della società si sono riuniti inscenando un'assemblea nel corso della quale hanno redatto un verbale che sanciva la nascita di un condominio. Per completare il raggiro, poi, il condominio ha sottoscritto 3 contratti di appalto per l'efficientamento energetico, l'installazione di impianti fotovoltaici e l'adeguamento sismico dell'edificio, affidando gli interventi a un consorzio con sede in provincia di Ragusa, e al termine dei lavori ha inviato all'Agenzia delle Entrate un'istanza per il riconoscimento di crediti d'imposta per circa 15 milioni di euro, ottenendo agevolazioni per soli 10 milioni. In conclusione, l'espediente della creazione del condominio è stato utilizzato dalla società di costruzioni per accedere a benefici economici non spettanti. Alla luce degli elementi raccolti, la locale autorità giudiziaria ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati di 11 soggetti, una società e 10 persone fisiche per truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. E 4 persone sono state arrestate nel corso della notte dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento per il violento pestaggio di un 50enne avvenuto il 12 ottobre scorso all'interno della villa comunale a Ravanusa. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Alberto Lipini, con propria ordinanza di custodia cautelare, ha disposto il carcere per Giovanni Pio Galiano, di 22 anni, Raffaele Mattia Varello, di 19 anni, Giuseppe Galiano, di 48 anni, e Carmelo Marchese Ragona, di 56 anni, tutti residenti a Ravanusa. L'indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Ravanusa e della compagnia di Licata, ha ricostruito la dinamica dell'aggressione e le successive minacce nei confronti della vittima e dei suoi familiari. Secondo le accuse, la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente con calci e pugni e anche con un tirapugni, provocandogli lesioni gravi con fratture multiple. I medici hanno giudicato il paziente guaribile con 50 giorni di prognosi, salvo complicazioni. E il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex numero 1 di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falsone, di Campobello di Licata, accusato oltre 20 anni dopo di un presunto episodio di estorsione. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, Falsone all'epoca dei fatti era latitante e avrebbe preteso 13.000 euro da un imprenditore di Favara che stava investendo nell'acquisto di un impianto per la produzione di bitume e calcestruzzo a Sutera. L'attività sarebbe finita nel mirino dei clan agrigentini e nisseni. Tra i presunti complici figurano anche il favarese Vincenzo Parello e 3 nisseni, Maurizio Carruba, Alfredo Schillaci e Angelo Schillaci. La CISL Sicilia lancia sui canali istituzionali e sui social la campagna Le parole che salvano, 4 storie vere di donne prigioniere della spirale della violenza. I colleghi di Palermo. Prende il via oggi la campagna di comunicazione e informazione Le parole che salvano, promossa dalla CISL Sicilia con il coordinamento regionale delle donne e delle politiche di genere in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Sui canali istituzionali e social della CISL Sicilia verranno raccontate le storie vere di Aurora, Maria, Stefania e Valentina, 4 donne che con coraggio sono riuscite a sottrarsi alla spirale infernale della violenza. Abbiamo voluto dare voce a persone che si sono trovate imprigionate in un incubo e che con forza, consapevolezza e chiedendo sostegno e aiuto hanno ricostruito la loro vita, afferma Leonardo Lapiana, segretario generale CISL Sicilia, che aggiunge: raccogliamo spesso le storie disperate di donne che si trovano a vivere in un inferno. Vogliamo mostrare attraverso il racconto di storie drammatiche che si possono spezzare le catene. L'iniziativa vuole porre l'accento sull'importanza del linguaggio come primo strumento di prevenzione e di aiuto, diversi gli obiettivi che la CISL Sicilia intende perseguire, come il valore della comunicazione come mezzo per prevenire, denunciare, sostenere e ricostruire, e la sensibilizzazione della società sull'importanza di riconoscere i segnali di violenza in tutte le sue forme. Parte oggi la campagna social della CISL Sicilia con il coordinamento donne e politiche di genere in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello dell'importanza della comunicazione. La campagna, il cui nome
Le parole che salvano ha proprio come obiettivo quello di individuare delle parole chiave che possono essere uno strumento di salvifico per tutte quelle donne che sono vittime di violenza. Racconteremo le storie di 4 donne che hanno subito delle violenze di qualsiasi natura, sia essa fisica, verbale, psicologica, finanziaria, che grazie al loro coraggio, alla determinazione e al supporto della società esterna sono riuscite a salvarsi dalla spirale della violenza. Il Leo Club Agrigento Osse, presieduto da Turilo Sardo, ha donato alla Caritas diocesana di Agrigento numerose coperte, piumoni, lenzuola e set bagno, raccolti nelle scorse settimane. Con l'inverno alle porte, ha commentato il presidente del Leo Club cittadino, cerchiamo di sostenere le famiglie in difficoltà, ringraziamo tutti i cittadini che hanno contribuito. Ora la Caritas, guidata da Valerio Landri, continua Marta Castelli, vicepresidente del distretto Leo, trasformerà queste donazioni in sostegno concreto. Una raccolta, conclude il cerimoniere del Leo Club Pierluigi Giambrone, di riguardo anche per l'ambiente, perché si dà una nuova vita a prodotti in ottime condizioni, evitando così spreco e abbandono. Presenti alla donazione anche la presidente del Lions Club Agrigento Os, Egla Tornabè, e la presidente della 10ª circoscrizione, Mariella Antinoro. Agrigento celebra il talento, presentata la 9ª edizione del premio Carchinos, in programma il prossimo 22 novembre alle ore 20 al Teatro Pirandello di Agrigento. Le interviste agli organizzatori. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento col premio Carchinos, che è una grande festa per le eccellenze del nostro territorio, eccellenze che come ogni anno passano sotto il vaglio di una giuria, di un comitato di qualità che deve selezionarle tra tantissime, quindi per noi è sempre un grosso impegno lavorativo, ma il nostro team come ogni anno ha fatto un lavoro impeccabile e siamo arrivati a raggiungere il parterre, che sarà, diciamo, il fiore all'occhiello di questa manifestazione. Vi invito innanzitutto tutti il sabato 22 novembre alle ore 20:30 al Teatro Pirandello per questa manifestazione dove le eccellenze del nostro territorio verranno valorizzate, perché è facile parlare di eccellenze, però non tutti si impegnano a renderle note a chi non le conosce, e noi cerchiamo ormai da tanti anni di raggiungere questo risultato. Eccellenze che come ogni anno sono davvero il fiore all'occhiello del nostro territorio, come Francesco Bellomo, come Angelo Pitrone, come Serra Roccoforte, come Linda Urso, Federica Salvo, Enza Ierne, il Quartet Folk, Ilenia Curiale, come Maurilio Vaccaro, come chi ad esempio si è impegnato, ma facendolo di cuore, senza nessun contratto scritto, per il benessere e soprattutto per l'amore di chi in quel momento stava magari patendo un momento di difficoltà, come Marco Ciulla, come Alessandro Rizzo e come Rosanna Cataldo. Quindi vi invito nuovamente a raggiungerci e essere parte di questa grande festa al Teatro Pirandello il 22 novembre alle 20:30. Ci siamo, ancora una volta siamo felici di presentare alla nostra città il premio Carchinos, un premio che nasce onesto, un premio che nasce con la volontà di proporre le eccellenze del nostro territorio e vantare proprio tutto quello che hanno fatto per il nostro territorio. Anche quest'anno i giurati hanno avuto un compito arduo, difficile, per selezionare tutti questi nomi, che quest'anno sfioriamo già quota 100 nei 10 anni di attività. Lo spirito è sempre quello, di promuovere le eccellenze del nostro territorio, di aver confezionato uno spettacolo, di proporli con uno spettacolo, passatemi il termine, leggero ma denso di significati. Ancora una volta tutte le autorità hanno dato la loro adesione, saranno presenti in sala e questo per noi è un grande onore, segno che Carchinos è un premio, è il premio della nostra città, e quindi ci spingono, ci invitano a continuare sempre. Tutti sono invitati, tutta la città è invitata a partecipare, sabato 22 novembre alle 20:30 al Teatro Pirandello, ingresso libero fino a esaurimento di posti. Allora, anche quest'anno con la 9ª edizione di Carchinos verranno premiate delle eccellenze del territorio, sia dal punto di vista professionale, di competenze culturali, ma anche come uomini e donne che hanno saputo mettere in evidenza le loro capacità
capacità umane, capacità di ascolto, capacità di saper stare in società, il nostro orgoglio, anche i nostri imprenditori, qualcosa di meraviglioso, e questo è uno dei tasselli fondamentali che si va a unire a quello che stiamo facendo per Agrigento Capitale la Cultura 2025. Per noi è un grandissimo piacere ospitare per l'ennesima volta il Premio Karkinos, perché secondo noi rappresenta un momento di grande comunità per Agrigento, perché dare valore, dare riconoscimenti a quello che di buono si realizza in città e nel territorio siciliano in generale è sicuramente importante e da esempio a tutti. Ho visto i premiati di quest'anno e non posso che congratularmi con l'Associazione Antiche Tradizioni Popolari che organizza questo evento, e il Teatro Pirandello è sempre al fianco di chi promuove il territorio e di chi fa conoscere le nostre eccellenze. Sì, è con entusiasmo che abbiamo accolto questo invito, quindi ringrazio Carmelo Condone per averci invitato. È un premio che anno dopo anno diventa sempre più prestigioso e quest'anno con Agrigento Capitale della Cultura 2025 assume un'importanza notevole. Quindi auguri a tutti i premiati e diciamo viva Agrigento, viva la Sicilia. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.